Ma mi stai registrando? Sì, amo. Ok, amo, però promettimi che poi dopo cancelli tutto. Ma figurati, amo, è una cosa solo nostra, sarà il nostro segreto. Solo nostro, amo. Solo nostro, al massimo lo faccio sentire a Massimo. Amo, ma non è che poi Massimo lo mette in giro? E vabbè, ma che fa se lo sente pure Ciro? No, amo, Ciro poi ci prende in giro. È una cosa solo nostra, dai. Va bene, amo, solo nostra, solo nostra. Ma no, che voglia di gelato, vuoi gelato? No, amo, poi ingrasso. Yeah, baby. I like the way you shake your booty. Shake it for me, mama. Zucca, ma non può ridi, Zucca. I love you, baby. Tengo un amico che è proprio un merd. Cioè, è un amico, però è un merd, sono sincero. Perché fa tutto il romantico con le ciardone. Quando ti vedo il mio cuore fa boom boom, questo occhio mi fai squagliare. Sono così belli che mi sembri un aschi. Glielo fa credere, se le porta a casa, mette il meglio Barry White e se le chiama per dentro e per fuori. Ma poi le tratta come fosse sigaretta. Ma io quest'uomo lo amo. I like the way you shake your hands in the air. E quelle si ingrippano e lo contattano con scuse imbarazzanti. E lui risponde con cortesia, però. Sì, dai, ci sentiamo. Accidati. E quelle più le tratti male, più si azzeccano in gol. Perché la ciardona poi va dall'amica del cuore. Però ho conosciuto un tipo troppo interessante. Aspetta, ma già te lo sei fatto. Sta troia. Sta troia. Riga Troia. 48 ore dopo e la ciardona convoca l'amica per un consulto. La deve aggiornare sulle ultime indagini. E senti che poi non ti ho detto che lui oggi ha pubblicato un video. Che video? I migliori highlights di Ronaldo Nazario de Lima. Ah, Eh sì, quella sera che uscimmo, prima di chiedere la birra, lui infatti stava guardando nel maxi schermo del pub tutti i gol della Serie A. Ah. Sì, mo non è che voglio dire che ha fatto sto collegamento con la nostra serata. Cioè, non apposta, però lo sai, certe cose non sono casuali, certi richiami. Schiattare del E a quel punto non è che l'amica la ferma e la piglia a capata in bocca, no! L'amica del cuore, la seconda. quindi già siete qualcosa di più. Non sei grassa, sei robusta. Che le so le ossa grandi e costituzione. E vabbè, rizizza. Sta troia. Sta troia. Sta troia. Sta troia. Sta troia. Che bello fatilla che ti è. La ciarda aspetta con l'orologio in mano la venuta di lui, che puntualmente ritorna da lei una volta al mese, il martedì, quando è uscito con i suoi amici e si è sceso 5 tendenze e alle 2 di notte la chiama tutto imbriaco. No, aspetta, Ciccio, non ti muovere, ma ti vengo a prendere. E se la porta dietro al primo vicolo del Vomero, si ci vuole serbatoio di spaccio e poi non la riaccompagna manca a casa, apre direttamente la portiera in corsa sulla tangenziale e la fa rusciuliare sull'asfalto. Ti sbattesse in mano in da fessa. Dopodiché, l'ennesimo periodo d'attesa per la ciardona, che alterna sulla sua bacheca canzoni di Damien Rice e invettive random. I maschi sono tutti stessi. Quando tu vorrai, io non ci sarò. Scema sì, fessa no. Capitano tutti a me, i stronzi, uffi. I love you, baby. Ma più va all'orgoglioso e più perde la dignità appena lui la chiama. Inizia ad abbaiare a comando durante l'amplesso. Gli toglie con la lingua lo squorzo in mezzo alle dita dei piedi. Mezza volta lui si è fatto uscire che gli piacciono le cose strane e allora lei per favorite gusta pure le sue feci. Gnammi gnammi. E ancora coi segni delle frustate sulle guance, chiama l'amica Ho capito che non fa per me, è uno stronzo, stavolta ho imparato la lezione. e lo cancella da Facebook e gli richiede l'amicizia. Ma mi avevi cancellata? Lo ricancella e poi lo riaggiunge. Ma perché mi cancelli sempre? Ma ti ho fatto qualcosa? Io allora gli ho detto al mio amico: scusa, ma questa è circonvenzione d'incapace. E lui mi ha guardato e mi ha detto: Effettivamente a più sceme Napoli. Però chi lo bocchino, lo martiri e sera è fatto proprio bene, fra, mamma mia.
Salve, buonasera, vorrei un cono, fragola, sfacimma e puttane mamma. No, mi dispiace, la fragola oggi niente. Ah, quindi la fragola no, magari invece tenete la sfacimma. Che poi ancora posso pure immaginare il gusto sfacimma, una crema, non so. Ma il gusto puttane mamma, stai pazziando, ma come sarebbe il gusto puttane mamma? No, guardi, è questo qui, è molto cremoso, ricorda un po', che dire, qualcosa di simile che gli somigli, no, non mi viene niente, quello in realtà niente è come la puttane mamma. Esce proprio Madonna. bene, troppo bene. Troppo bene. Sì, registra. Allora, stavo pisciando e mi ha chiamato la signora del call center. Salve, buonasera signore, sarebbe interessato a passare con noi? Le regaliamo 2 chiamate al mese verso Bulgaria, 12 Asia insieme 1 chilo di giga, 15 anni di vita, una buona per pulizia denti, batterie di pentole con fondo antiaderenti, ideale per ogni suo desiderio, 2 portuali e un amico speciale per tutto tuo. E io, per starla a sentire, praticamente mi sono messo il telefonino tra guancia e spalla e continuavo a pisciare e pensavo, sì, parla, tanto non ti cago proprio. Io piscio mentre tu parli, sto schizzando, pisciazzo per tutte parti, pure sulle mattonelle. Aspetta, ma come sulle mattonelle? Ma che sto creando? Chi se io bagno mica sto nell'autogrillo. E dall'autogrillo non me ne fotti, schizzi per tutta parte, tanto non ho polizia. Dall'autogrillo non me ne fotti, schizzi per tutta parte, tanto non ho polizia. Nell'autogrillo ci sta quella signora che si mette all'ingresso che ti chiede 50 centesimi per uno strappo. Poi se la vede lei a pulire, almeno fa qualcosa. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, di Doges. Alla fine è stato buono che mi sono insamato con la signora del call center e che così ho pisciato tutto fuori dal vaso. Sì, perché il telefonino l'ho recuperato nell'acqua pulita, non come a quel tossico del film che raccoglie le supposte in da short processo appilato. E sarà stata l'acqua pulita, ma mo il telefonino funziona. Ora devo solo alzare l'orina da terra e passare la pezza un attimino vicino alle mattonelle. E quindi mentre sto parlando sto passando pure la mappina un attimino vicino alle mattonelle. Mi sono insamato un'altra volta e ho strizzato la mappina un attimino nel lavandino. E mo pure il lavandino è un attimino sporco di orina. È meglio che mi fermo, faccio solo peggio, è inutile. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, di Doges. Da domani metto alla signora dell'autogrillo pure fuori al mio bagno, però non mi deve cercare 50 centesimi pure a me. Buonasera signore, ma se da lei non prenderli, come faccio a tirare avanti solo con soldi degli ospiti che vengono a casa sua quelle poche volte? Ma signore, a parte che a casa mia mi vengono a trovare un sacco di compagni benestanti, a parte questo, alcuni tengono pure le otturazioni d'oro, bianco, placcato, placca. Cioè io non è che mi metto a guardare in bocca ai compagni, però quando sorridono fanno quel bagliore sui canini e quel suono ting, che tu ci rimani. Ma comunque signor, vi posso dire una cosa, se eravate tanto bravi a fare tutti sti business plan, lo facevate direttamente all'istituto tecno-commerciale e mo tenevate almeno uno studio a Calata Capodichino. E invece no, perché lo studio è fatica e quello è più facile a venire a fare la commercialista processami. Scusate, e senza offesa, e abbiate bontà, e non mi pigliate collere, ma non mi serve nessuna offerta riservata solo a me, grazie. Non mi servono altri giga sul telefonino. Buonasera signore, ma vedete che confusione me con il signore del call center? Ma che ne so io, tenete tutti la stessa voce. Ma quale voce? La voce re scassa cazzo, naggio cazzo. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges. Nacho Cazz, è caduto cellulare di Doges.
Nacho Cats, Rindo Jazz, Nacho Cats, è caduto cellulare Rindo Jazz, Nacho Cats, è caduto cellulare Rindo Jazz, Nacho Cats, è caduto cellulare Rindo Jazz, Nacho Cats, Rindo Jazz. La terza sopra. Mannaccio cazzo. Mannaccio cazzo. Bellissimo, voglio farlo anche. Mannaccio cazzo. Mannaccio cazzo. Non sento manco cazzo. Mannaccio cazzo. Mannaccio. Oh cazzo! Ehi amico, sei proprio uno spaccetta di volgarone, ma hai ragione te. Tanto a che serve fare gli intelligenti e studiare tutta la fottuta vita? Non voglio essere intelligente, non voglio essere intelligente! Prendi quel dannato Shakespeare. Nottate sane passate sui libri, occhi alla Bud Spencer, tunnel carpale, il maledetto scartello, Omaleirin, piaghe da decubito, polso del tennista, ciatillo amarena, scorzo, ciaccio e quegli struffoletti infiammati nel retto. Emorroide. Esatto, le emorroidi. E tutto questo, sai per cosa? Per far atteggiare a noi con essere o non essere. la stessa cosa a Beethoven, un artista che, amico, ce lo invidia al mondo intero. E poi vai dalla gente e chiedi, ma tu lo conosci a Beethoven? E quelli ti rispondono, è come se vai da Ambra e gli chiedi, uè Ambra, cara, ti stimo molto, mi puoi fare quella là, come si chiama? Come si chiama? Appartengo. E lei ti dice, accidenti, ma con tante canzoni che ho già fatto, sempre la stessa già cantare, e io mo bello, io. E quindi, amico, non ne vale proprio la pena studiare a sfiacchirsi, basta sapere giusto quel paio di fatti per fare. Beh, il verbo avere vuole l'H. Beh, ma la L'H causa il buco dell'ozono, figa. E così, se ti chiedono, ma tu lo sai a Beethoven, basta che dici, Why di me, no, 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 no. E passi pure per professore. Azz, ma chi sei proprio un professore, Ma com'è bella la cultura. Ma ti immagini se però bello e buono si storzilla Beethoven nel regno dei cieli e scende di nuovo sulla terra e ti viene a fare una spaccimma di cazziata? Beh, ma vi pare carpata trattarmi così, ne? A roppo mazza tanto che mi ha già fatto. Mero, ma tu non puoi essere Beethoven. Beethoven è morto almeno 10 anni fa. No, te lo giuro, sono Beethoven. Ah sì? Allora canti, voglio proprio. Che ti devo cantare? E va, fa che la na 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 na. Mero, ma sempre la stessa. Aspetta, tieni ragione. E allora cantami quell'altro. Quale? T'appartengo e io ci tengo. Ma non è mia, è ti Ambra. Cazzo, ma allora te lo vedevi pure tu, non è la Rai, figli e bucchi. Sì, quella poi è cultura generale. Ah, poi, vabbè, tu fai il tuo tipo, la R Mush, le ceriate, i capelli alla Riccardo Foglio, Pular Ranganni, il cappotto cammello, culletta aizzata. E poi al finale pure tu ti mettevi a ballare annanzi alla televisione sui pezzi di Ambrangiolini, Ma non sarà leggermente volgare sta canzone? Ma poi ma chi sfaccimma sta Ambrangiolini? Certo, chi se lo andava mai a pensare che pure Beethoven si vedevano nella Rai, wow. Quello è proprio vero alla fine, l'abito non fa il monaco e neppure il nome fa il monaco, cioè che ti chiami Ludovico Vanna e allora sei per forza una persona seria, ma quando mai? E quindi né l'abito né il nome fanno il monaco. Al contrario, per me ti puoi chiamare pure, che ne so, Deborah Leccazzo ed essere invece un ottimo monaco. Là è solo un attimo più complesso a presentarti agli altri breviti.
Buongiorno collega, sono Fra Leccazzo, piacere. Come scusi? Sì, salve, sono Fra Deborah Leccazzo, piacere. Ah, piacere mio, Fra Leccazzo, che bella tinta di cartone. Dopo magari ci diciamo 2 preghiere assieme, che ne dice? Ma guardi, capita proprio a cetriolo, è un periodo difficile per me, sa. Stavo appunto cercando uno come lei per farmi benedicere. Benissimo, allora ci vediamo dopo, ok? E se Dio vuole. Chissà se pure Dio vuole, ma io sicuro lo voglio. Ma voglio alluggiare sana rinte pac. Ops, mi scusi, sono stato forse troppo sfacciato, ma com'è che fa quel ritornello? Tobium cambieze pacchera intedienti. Ja, wunderbar, molto interessante. Credo che ci potrei fare anche io una canzone su questo ritornello. Umero, hai sentito pure tu? Che cosa? Umero, una scossa, vedi? Si stanno muovendo pure i panni spasi. È il vento. No, aspetta, l'ho sentita pure io. Eccola, è vero. Maro, eccola. Amo, vieni vicino a me, fai presto, muoviti. Allora, cancelletto terremoto, cancelletto paura. No, aspetta, cancelletto paura, cancelletto vulcano, cancelletto crazy world. Com'è crazy? Con la E o con la A? Non saccio. Cancelletto non saccio. Cancelletto ridere sempre e non rendersi mai. Cancelletto il mio mondo. Cancelletto sangue. Cancelletto l'essenziabile invisibile agli occhi. Cancelletto voglia di gelato. Cancelletto puttane mammate. Cancelletto Insta3, tutto a posto. Cancelletto voglia di male. Cancelletto disabilità. Cancelletto scappiamo. Cancelletto crisi. Cancelletto non mi riprendo più. Amo, è tutto così. Niente punti fermi, manca la terra sotto i piedi. Amo, ma che ne sarà di noi? Amo, dimmelo, che ne sarà di noi? Cancelletto ansia. Quella là! T'ha indicchiato malamente! Ma chi? Quella laggiù, la bionda con gli occhi biondi! Ma chi? Quella con la maglia bordeaux! Ah! Non ho mai capito che colore è bordeaux! È un incrocio tra marrone e viola! Una tonalità di rosso scuro! Ah! Ma come cazzo fate a sapere tutte le sfumature, i nomi dei colori? Oh, guarda, mi hai picchiato un'altra volta! Ma chi? La bionda con la maglia bordeaux! Allora, ma vado, mo ci va, sta andando in bagno, mi meno! Ciao. No, allora niente, ho visto che mi stavi guardando, è vero? Mi stavi guardando? No, cioè sì, stavo guardando la tua polo. Ah, ti piace la mia polo? Quella la mia polo è azzurra, lo sai come? Vuoi sapere? Come i tuoi occhi. Ma ti dico pure un'altra cosa. I tuoi occhi sono azzurri, ma la tua maglia invece è bordeaux. Mo ti dico che cos'è. Quello di bordeaux è un incrocio tra marrone e viola, una tonalità di rosso un poco più. Ah, boia, ti piace il pesce. Voglio nemmeno a rizzo. Ah, boh. E secondo te, mo ci mette queste corna con un altro piatto vacante con te. Va, via la rotinaia. Allora che vi siete detti? No, niente, da quello che mi è sembrato. Lei no? Pensa che chi conosce le sfumature dei colori strani allora uno è per forza ricchione. Ah, ma con me uno non può tenere una sensibilità diversa che apprezza le tonalità e i trend della stagione che allora è ricchione.
Che ti devo dire? Vabbè, cuore, non ci pensare, senti a me, andiamocene, questa discoteca è troppo provinciale. Andiamocene in macchina, scappiamo via Retano Vico, un vicolo scecco. Chiudi gli occhi, fatelo piano, poco a mano, ti faccio consolare. Da pensare che là c'è 60 anni. Andiamo in da macchina, ti faccio a scibordo che la capocchia. Buttiamoci, ho visto dei ragazzi che lo facevano. Basta, andiamo via! Dai, se ti faccio male coi denti dimmi. No, fermo! Dai, è bellissimo! Ma questo è matto, cazzo! Dai, amore mio! Ma che amore mio? Vaffanculo! Amore mio! Vaffanculo, amore mio! Vaffanculo! Ti amo! Ho letto da qualche parte che gli indiani quando si accoppiano lo fanno in silenzio. Ho letto pure che gli indiani si cagano in mano e poi fanno gli indiani. Io non lo so, ma penso che fare l'amore con la persona che ami Albe, arravogliamo una braciola, posteggia capale, vai! Ciò, stiamo a Londra, no a Margellina. Quale femmine sono diverse? Non vedi i cappotti? Ma che dici? Quelli che approccio sono universali. Tu devi fare appena passa una femmina. Sì, Giulia, ma qua non possiamo manco giocarci un pezzo alla baci perugina. Che ne sono, Catullo? L'amore è un eterno nascondino. Ma quale nascondino? Arravogliamo una braciola, vabbè! Ci pigliamo un ostello, è capace che ci stanno due lesbiche che vogliono fare le cose lesbiche con noi e vinciamo tutte cose. Vinci campioni. Gio, ma che la s'alleccano tra di loro e noi non ci cagano proprio. Ma comunque, andiamo a dormire a rovo tu, però te lo dico, mi serve un letto a 45 gradi. Tengo un reflusso che se la so faceva, ma sa di tutte cose. Aspetta, mo chiedo a questo con la carrozza del Kaori Show. Excuse me, we want, capisci? We want, yeah. La conosci qualche girl, capisci? Oh, I know. I'll lead you to a strip club. 25 pounds for me and 300 pounds for her. Very, very cute girls. Beh, Carit. Se non ho capito male, 300. Ma 300 che cosa? 300 babà, Gio. Ma chi sta chiudendo la capanderra? Capo, io ricevo una cosa a coppa, short, non so, c'è boia. Thank you for the spiegation. Andiamo in cena. Gio, ma il rosso ce l'aveva detto che a Londra non si guaglia. Ma io so, ma quello è vero. Chi era meglio se andava a salsa, chi lo dicevi il rosso. Il rosso tiene fisica da sedia a sdraio e intanto pubblica sempre le foto con le divorziate. Gio, a parte che è tango, ma magari il rosso tiene un pesce tanto, che ne sai? Ah, boh, ma la femmina la porta prima a casa e poi per un pesce. No, Gio, questi balli servono proprio a questo, a far capire prima, perché questi balli glielo puoi strusciare sulle cosce alle femmine senza essere denunciato. E allora vuol dire che è vero il fatto della salsa. Che cosa? Casa chiave. E se pure una chiave comunque fu poco contrattino, un pesce in coppa alla coscia, la chiacchiera. E beh, tuo figlio quanti mesi tiene? 28 anni. Allora potessimo lasciare assieme qualche volta, una bella uscita a 4. Io gli porto a mia zia Adele. E l'assomigli pure la cantante zia Adele, non è pure una bella voce, facciamo pure i matrimoni. Facciamo i ristoranti, tu, tuo figlio e mia zia Adele. Facciamo gli scambisti dei parenti. Che ne sai, ci può uscire pure qualche cosa. Sto pazziano, adesso... Come fa che l'humus? Hai finito? La cucciola, non mi nasconde il sorriso. Ma che vuoi, te ne vai? Quel lavoro è nascondino. Lasciami stare, te ne vuoi andare? Però tu ti immagini tu, tuo figlio e mia zia Adele. E scendimi da addosso, dai. Adesso, regalami un sorriso, dai. Vabbè, per una scocciata, me ne vado. Va fi bocchine. Amo, comunque, qua non è proprio più cosa. Però, aspetta, io mo ti dico un fatto, io tengo un box auto ai camaldoli, cioè no io, papà, 20 metri quadri, panoramico,
Me lo vendo, 30.000 euro li prendo sicuro e pigliamo e ce ne andiamo proprio. Amore, dove vuoi andare? A Londra? No, ma a Londra non si guaglia, ci mettono a lavare i piatti. Pensavo più, che ne so, a un Erasmus in Tibet. Ah, come Brad Pitt. Ma poi dove sta Tibet? Cioè, dico io, fa freddo, che ne so, mi devo portare la roba pesante, giaccone o pulloverino, come funziona? Non sacciamo, però andiamo a ritrovare noi stessi, una casa in montagna, il camino, sai che pace. Siamo peace! Sì, niente rumore, basta suonerie, cellulari, le notifiche di Facebook, i citofoni, i clacson, la sigla del telegiornale, i rapper, basta. Si rapper in merda. Mi piace il panini, maionese e ketchup, ma la cosa importante è che c'è il salsicciotto. O salsiccio Justel, come cazzo si chiama, io vado a impazzire per Lodo! Sto tutto raffreddato, perciò dico oh no e no, oh no! Hai capito? Sì, dicevo no, perché è successo un fatto drammatico. Praticamente che è successo? È morto cane. Che tristezza, per favore vai. Vai, riportiamo la felicità nel mondo con una barzelletta per dimenticare la dipartita del cane, porca paletta, yeah. Allora, un uomo entra in un caffè, splash. Oh no, è pure il sacco che da morto. E il barista gli dice: Signor, ma volete smettere di entrare e buttarmi dentro l'acqua calda delle tazzine? Io lo dico proprio che le bollette pistionate. Ah, ok, allora cambio la battuta. Allora, un uomo entra in un caffè. Buongiorno. Tenne che la voce a fratello cazzo, perché è un signore molto educato, ha fatto le scuole dalle suore. È il classico vicino che saluta sempre e poi ti mette il veleno nella ciotola del cane perché abbaia di notte, che tu ti svegli il giorno dopo e dici oh no, è morto cane. Data voto, basta con sto cane morto, la tristezza non mi passa più. Allora cambio. Allora, un uomo entra in un caffè. Buongiorno. Cioè ci prova, tipo contorsionista, ma piglia sta tazzina e non ci entra manco il naso, figuriamoci tutto il corpo. E la gente lo guarda e pensa: ma chi stai proprio cazzo? Ma è chiaro che non ci può trasillo che dire. A volte la capa è proprio una sfoglia di cipolla. Fino a quando non scoppia la normalità e tutto segue una sua logica. E cioè che un uomo entra in un caffè e non c'è niente di strano, perché tutti gli altri clienti e il resto del mondo lo sanno che un bar si può chiamare pure caffè. E quindi sciolto, tranquillo, aiuto. Solo che così la barzelletta finisce con sguardi allibiti. Tutti iniziano a mormoriare: ma che barzelletta? Ma non mi trovate eccetera. 3 eccetera, solitamente se ne mettono 2. Quando poi, vedi, io volevo solo strapparvi una risata e sinceramente non mi piace questo atteggiamento sempre critico. Tu dove ti giri c'è sempre la gente critica. La prossima volta me ne vado a X Factor. Dove me ne vado? A X Factor. E vinco, così mi abbusco i soldi e non mi interessa più se la gente mi apprezza o no, perché tanto coi soldi io mi compro 2 o 3 schiavi che vengono loro da me e mi chiedono di raccontare quella barzelletta del caffè. Come entra in un caffè? Slash. E loro lo sai che succede? Che ridono sicuro perché io li pago. E poi vedi se ridono, lo sai perché ridono? Perché io li pago. Mo' devo mettere una chiosa. Cioè, quelli soldi non faranno la felicità, ma fanno le risate degli schiavi. Una risata 2 euro, 2 risate 3 euro e 20 centesimi. Quindi c'è lo sconto. Più risate compri e meno le paghi, quindi conviene. Signor, lei è bravissimo a raccontare barzelletta. Sto pure. Oh no! È morto pure lo schiavo. Dopo il cane pure lo schiavo muore. Mi abbandonano tutti quanti. Sono solo. E visto che sono solo, ne approfitto per dare un'ultima morale di tutta la canzone. Cioè, quelli soldi sono importanti. Fanno ridere la gente, che ridono perché li paghi, mica perché sono felici.
E quindi i soldi non faranno la felicità, ma almeno quando tieni fame puoi sempre scendere e ti vai a comprare, lo sai che cosa? Te lo dico io, lo sai che cosa? Un grande hot dog! È morto cane. Amo, ci sei? Amo, dimmi. No, niente, pensavo. Teso, cosa pensavi? No, niente, pensavo a noi, al futuro, un po' in generale, cioè, ma secondo te fondamentalmente cos'è la vita piuttosto che, cioè... Amo, mio nonno lo diceva sempre, che la vita è una brioche. Un croissant? È una brioche. La vita è una brioche, una rapu di coscia, una zuppa di pesce e tutto fornisce. Pure questo CD. Ciao.